Ciao ragazzi, avete presente quando si dice la storia siamo noi? Quante volte l'avete sentita questa espressione? In canzoni, slogan, aforismi, anche in luoghi comuni? Ma di fatto esprime una verità perché la vita è fatta di scelte e le scelte le facciamo noi. Quando io realizzo i miei video cerco di non limitarmi soltanto a far vedere quello che c'è perché a quello servono le immagini. A me piace andare oltre, a me piace sondare l'avventura umana, quella in cui è la persona a esprimersi e a creare, attraversando un percorso che molto spesso è fatto di fatica, di sudore, di tenacia, affrontati con competenza e anche con coraggio. Perché vi dico questo? Perché quello che faccio è in pratica la rappresentazione di un concetto a me molto caro, ovvero l'esposizione della forza della normalità, ovvero quell'anonimato apparente che in realtà nasconde dei tesori incredibili e che come tale meritano di essere scoperti e raccontati. Ogni storia è uno specchio dal quale occorre togliere una patina che spesso è fatta di timidezza o di pudore o semplicemente dalla mancanza della volontà di raccontarsi, anche se in realtà di cose ce ne sarebbero tante da dire, a beneficio non soltanto della persona che le racconta, ma anche di quelli che l'ascoltano, in termini di esempio o di insegnamento. E io quello che cerco di fare nel mio canale è di raccontare delle storie che vado a scovare e a raccontare nel modo più fedele possibile. Sono storie uniche, perché alla fine ognuno di noi è unico. Quindi vi aspetto sul mio canale per ascoltarle queste storie insieme a me. Iscrivetevi e azionate la campanella.